poco meno di un mese gli elettori della Regione del Veneto saranno chiamati alle urne. Noi sui temi legati all'agricoltura abbiamo sentito i 5 candidati presidenti, che sono Giovanni Manildo, Alberto Stefani, Fabio Bui, Marco Rizzo e Riccardo Schmuschi. Assolutamente l'agricoltura al centro, misure infrastrutturali importanti, maggiori finanziamenti per i consorzi di bonifica, maggiori finanziamenti per la protezione del territorio e la prevenzione dei rischi, maggiori finanziamenti per il fondo di rotazione a tasso zero e garanzie, riuscire a reperire delle garanzie della Regione per gli investimenti che gli agricoltori devono fare e purtroppo sono stati magari anche poco supportati dal sistema bancario, quindi oltre a maggiore finanziamenti un'alleanza più forte e più proficua con gli istituti di credito del territorio. Il passaggio generazionale nelle aziende agricole è fondamentale, è un tema da affrontare e da affrontare in prospettiva, dando la certezza e la prospettiva ai ragazzi che vogliono rimanere in agricoltura, investire il loro tempo in agricoltura, che c'è futuro, e ritengo che questo si debba fare soltanto valorizzando questa attività primaria che, lo ripeto, è proprio l'anima del nostro Veneto, e da qui bisogna ripartire per uno sviluppo fondamentale delle nostre attività primarie, pesca e agricoltura. Un confronto straordinario quello di oggi, per l'agricoltura una forte valorizzazione delle filiere del nostro territorio, garantire filiere corte all'interno delle strutture pubbliche, ma soprattutto garantire anche la leva del credito agli imprenditori. Il fondo di rotazione merita di essere valorizzato con ulteriori risorse e soprattutto la copertura delle spese per istruttoria, che rappresentano un grande problema per tantissimi imprenditori, il sostegno per il primo insediamento. Sappiamo che l'agricoltura è il settore che più di tutti sa impiegare le risorse del complemento di sviluppo rurale sono già state quasi tutte impiegate, e quindi rappresenta il fatto che questo asset è un motore straordinario per questo territorio. Valorizzare gli imprenditori, garantire loro una copertura assicurativa e soprattutto la valorizzazione delle loro attività significa contribuire a 7,7 miliardi di produzione nazionale, a oltre 10 miliardi di produzione agroalimentare, all'export del nostro territorio, che è assolutamente fondamentale e ha vocazione agricola, quindi non possiamo che agevolare questa realtà e soprattutto essere al fianco degli agricoltori. Diciamo che sono i settori della nostra regione, quelli che hanno prodotto l'economia della nostra regione, che hanno prodotto lo sviluppo e dovranno ancora essere gli assi portanti allo sviluppo del nostro territorio. Occorre sostenerli, perché altrimenti da soli non ce la fanno, in particolar modo il settore agricolo, i piccoli agricoltori che vengono oggi pressati dal mercato. Un reddito, o meglio, un prezzo di dignità sul prodotto che esce dalle aziende. Guardate che oggi il mercato, la grande distribuzione, il più delle volte non garantisce il prezzo minimo di dignità per questi produttori, e questo li strozza. Tante aziende oggi chiudono perché non riescono a stare dentro ai costi. Ecco perché nasce un movimento Veneto, proprio per dare risposte al Veneto. I popolari vogliono fare questo. Il comparto agricolo e alimentare del Veneto è il secondo d'Italia, tra i primi d'Europa, però è in declino perché ci sono tanti nemici, a partire dalle multinazionali del food, le chiamano così, che vogliono mettere le mani su questo patrimonio della nostra regione. Cosa fare? Beh, intanto investire in maniera oculata, in maniera accurata. Dove arrivano i soldi? I soldi si possono prendere agli extraprofitti delle banche. Dal 2021 al 2025 le banche italiane hanno guadagnato in più 167 miliardi di euro. Quante manovre finanziarie! Questo solo le banche. Poi l'energia. L'ultimo anno Eni e Enel, che sono dello Stato, perché il 30% delle azioni dello Stato,
gli amministratori delegati sono nominati dal governo e le consociate, le regolate, Terna, Snam, Italgas, hanno avuto aumenti del 50%. Giovani, lavoro, detassazione. Queste le proposte di Democrazia Sovrana Popolare, queste le proposte di Marco Rizzo, candidato presidente per il Veneto. Veramente il nostro è quello di valorizzare al massimo queste che sono già delle eccellenze, che però hanno dei comparti di sofferenza, è inutile che ce lo diciamo. Noi a livello dell'agricoltura pensiamo alla competitività, perché viene meno con i costi fissi e variabili che sono diventati un macigno, e dove non c'è la resa che può avere il prodotto finale. Parliamo ovviamente dell'agricoltura legata all'alimentazione. Guardiamo con preoccupazione la riduzione delle PAC previste per l'agricoltura, e qui vorremmo un attimino instaurare una specie di tavolo che permetta agli agricoltori di avere una facilitazione, cioè che sia questo il tavolo regionale, si chiamano help desk o qualcosa di simile, a me non piace l'inglese, per riuscire a intraprendere quelli che sono i finanziamenti innovativi sia nell'ambito dello spreco delle acque e quindi dell'utilizzo di questa risorsa importante, e anche su quelle che sono le innovazioni per fare i trattamenti, la difesa delle culture nostre, non con gli OGM, insomma tutte queste cose che sono tipicamente di difesa del territorio. Proprio questa è la nostra filosofia di base.